La crisi idrica minaccia gli agricoltori siciliani. Le istituzioni locali di coltivatori lanciano l'allarme: salvate le nostre arance e le pesche della provincia agrigentina. Un problema serissimo che rischia di danneggiare l'economia locale basata principalmente sulla produzione delle arance, pesche e prodotti agricoli tradizionali. Il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ha scritto una lettera al presidente della regione, Nello Musumeci, per chiedere lo stato d'emergenza ed attivare un'urgente unità di crisi regionale per la crisi idrica che affligge il territorio. Il comprensorio di Ribera, con la sola irrigazione di emergenza, perderebbe in una sola stagione 100 milioni di euro. Giovanni Caruana, produttore agricolo e per tanti anni punto di riferimento della CIA riberese, afferma: c'è una possibilità di salvare il nostro patrimonio agrumicolo attraverso interventi mirati senza alcuna spesa che consentano di immagazzinare attraverso la diga Gammauta 1 milione di metri al mese nella diga Castello. Entro l'estate sarebbero già almeno 4 milioni di metri cubi. La sola irrigazione di emergenza non consentirebbe la giusta maturazione delle arance, che perderebbe qualità e dunque valore sui mercati nazionali ed internazionali. Identico problema legato alla crisi idrica vive il territorio di Bivona, con l'altissima produzione di pesche ed altri prodotti che vengono commercializzati nei mercati italiani ed esteri. Gli invasi asciutti, dice Carmelo Bellomo, produttore delle pregiate pesche, stanno danneggiando il settore e non ci resta che sperare nelle piogge per garantire una sufficiente irrigazione alle campagne e ai terreni completamente a secco. Lo stato di preoccupazione agita la categoria degli agricoltori e rallenta notevolmente i processi di raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti. Confidiamo in un autorevole intervento da parte del governo regionale, nello specifico del nuovo assessore all'agricoltura di Bandiera, al quale ci siamo rivolti nella speranza di affrontare la delicata questione che per la provincia agrigentina rappresenta un punto centrale nell'economia locale ed imprenditoriale.